In merito allo stato di agitazione proclamato dai rappresentanti dei laboratori di analisi e della manifestazione che si svolgerà a Palermo davanti alla regione siciliana, l'assessorato ha disposto un potenziamento delle prestazioni pubbliche per limitare i disagi. Sarà infatti effettuato un piano operativo per fronteggiare la sospensione delle attività di laboratorio da parte delle strutture private che hanno aderito allo sciopero. Lo hanno previsto l'assessore regionale della salute Giovanna Volo, il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica Salvatore Requirez, che hanno inviato alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Pubblico regionale una comunicazione con le varie strategie da mettere in campo per limitare i disagi ai cittadini. In particolare, provvedendo anche alla possibilità che si possa fare ricorso a prestazioni aggiuntive, l'assessorato alla salute ha chiesto che venga disposta con immediatezza una rimodulazione delle attività di laboratorio, ampliando le agende e garantendo dalle 8 alle 20 le attività di accettazione, pagamento, prelievo, analisi e refertazione. Inoltre ha invitato le strutture a massimizzare gli spazi destinati all'accoglienza dei cittadini per fare fronte all'inevitabile incremento di afflusso che interesserà tutte le strutture pubbliche. L'assessorato alla salute ha previsto anche la realizzazione di un monitoraggio del prevedibile aumento delle prestazioni erogate nei singoli laboratori. I report finali, con dati rapportati ai numeri della settimana precedente, dovranno essere trasmessi ai dipartimenti entro 4 giorni dalla fine delle serrate, per effettuare le necessarie con conseguente analisi dell'impatto che le manifestazioni potrebbero avere sul servizio sanitario pubblico. Infine, con una prospettiva più a lungo termine, Volo e Requirez prevedono di lavorare concretamente con gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale a un piano di potenziamento dell'offerta specialistica pubblica attraverso la riorganizzazione delle risorse presenti e la rimodulazione dei percorsi e degli orari di fruizione del servizio.